Perdita di quasi un quarto del valore azionario, conferma fino alla scadenza naturale del direttore generale, fusione entro l'anno. Sono queste le decisioni prese dall'Assemblea di Veneto Banca questa mattina nella tensostruttura allestita vicino alla prestigiosa Villa Spineda a Venegazzù. Degli oltre 5.000 azionisti presenti, alla fine, dopo oltre 7 ore di assemblea, solo poco più di 1.800 votano il bilancio. Significativo che comunque il 92% abbia detto sì al calo di quasi un quarto del valore delle quote. Imposta la trasformazione in società per azioni, anche se la vera novità è l'apertura alla fusione, dopo anni di indipendenza dura e pura. La trasformazione in SPA e le conseguenti operazioni straordinarie debbono essere fatte il prima possibile. Il prima possibile vuol dire che forse andiamo in vacanza e quando torniamo dalla vacanza ci sarà un'assemblea straordinaria che possa decidere cosa fare, con chi andare e quali sono le operazioni che più ci interessano. Sta proprio nella fusione la speranza di poter poi liquidare i soci che vogliono uscire, quindi tutto rimandato all'autunno. Si è avviato un percorso per cui in tempi brevi la soluzione del problema arriva.